Sabato 4 ottobre nel cortile della scuola dell'infanzia e primaria Beata Maria de Mattias di Sora si è svolta una celebrazione speciale dedicata ai nonni, tradizionalmente festeggiati in Italia il 2 ottobre. La ricorrenza ha assunto un valore ancora più significativo perché si è celebrata nello stesso giorno della solennità di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. I piccoli alunni hanno accolto nonni e genitori con canti, poesie e interviste, esprimendo gratitudine e affetto verso queste figure preziose, veri pilastri della vita familiare. Guidati dagli insegnanti, i bambini hanno preparato brani e coreografie con cura e impegno, trasformando l'appuntamento in un dono speciale. Viva i nonni! Urrà! L'entusiasmo dei piccoli è stato ricambiato dagli applausi e dai sorrisi commossi dei numerosi presenti. La dirigente Suor Carmina Pannella ha salutato i partecipanti e ha sottolineato l'importanza del ruolo dei nonni all'interno delle famiglie. Oggi festeggiamo in grande stile i nonni perché sono veramente importanti per la famiglia, sono sempre loro che accolgono i nipoti, li accompagnano, li coccolano, li tengono a casa e i bambini sono molto contenti. Oggi sono pieni di entusiasmo per la festa dei nonni, quindi hanno preparato gli auguri da dare loro attraverso canti, poesie, interviste. E veramente sono bravissimi e faremo quindi una grande festa. Inoltre oggi festa di San Francesco d'Assisi, anche molto importante perché San Francesco uomo di pace, preghiamo per la pace come tutti i giorni, i messaggi nostri sono tutti i giorni per la pace nel mondo, perché queste guerre non finiscono mai e quindi loro ci seguono in queste preghiere e in queste feste. Oggi anche loro quindi ricordano bene San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e molti di loro hanno il nome di Francesco. Questa mattina contentissimi di ricevere gli auguri da tutti quanti noi.